Cagliari strappa un punto sul campo del Torino, lo fa pagando 2 espulsioni e perdendo 3 giocatori per la prossima partita contro il Frosinone, ma lo fa al termine di una partita giocata bene, con grande strategia, dove anche i numeri confermano la prova del Cagliari, numeri equilibrati per quanto riguarda il possesso palla, 49% per il Torino e 51% del Cagliari, Torino che è stato nella sua metà campo per il 49%, il 48% invece il Cagliari, quindi un punto in più sia per quanto riguarda il possesso palla sia per quanto riguarda l'attacco portato verso la metà campo del Torino. Statistiche di squadra che invece pendono leggermente dalla parte del Toro, tiri totali 14-9 per i padroni di casa, 8-6 quelli in porta, 2-1 quelli in porta su palla inattiva, 1-0 quelli in porta diretti da palla inattiva, 5-4 quelli in porta da area di rigore e 6-3 i tiri da fuori su azione a palla inattiva, 2-0 per il Toro. 7-4 le parate per Cragno che ha vinto il duello a distanza con il Sirigu, occasioni al gol 8 per il Cagliari, 6 per il Torino, e qui si ribalta un po' la situazione rispetto a quelli che erano i numeri che avevamo citato precedentemente, riportando tutto in equilibrio. Andiamo a vedere anche i passaggi riusciti: 235 per il Torino, ben 298 per il Cagliari, con una percentuale anche di qualità maggiore, 77% tra i passaggi tentati e quelli riusciti, passaggi lunghi 33-31 per il Cagliari, passaggi medi 105-85 per il Cagliari, passaggi corti 160-119 per il Cagliari, le azioni manovrate invece in numero superiore il Torino, 30-26, le ripartenze 28-23, anche nei chilometri praticamente equilibrio tra le due squadre, alla fine il risultato pari ci sta. Voto per Maran per come ha preparato la partita, 6,5, lo stratega il titolo che gli abbiamo dato. Andiamo a vedere invece le prove dei calciatori, partendo da Alessio Cragno che continua ad essere il grande protagonista, 7 parate, una delle quali su una punizione nel finale battuta da Baselli che ha salvato il risultato con grande sicurezza sempre. La cassaforte merita il voto 7 anche stavolta. Padoin, portato nella zona di destra, schierato al posto di cacciatore Serna, non fa mancare la sua prova, 56 palloni giocati, 41 andati a buon fine, 3 recuperi palla, 2 palloni persi, insomma una buona partita per Padoin, 6,5 il voto, la certezza. Buona partita anche di Pisacane, 42 palloni giocati, 30 andati a buon fine, 2 recuperi palla, non ne ha perso neanche una, 6,5 per Pisacane, il guardiano. Clavan ritorna e fa una grandissima partita, 36 palloni giocati, 24 andati a buon fine, ben 6 recuperi palla senza perderne alcuna, 7 per Clavan, l'ambasciatore. Pellegrini ha fatto una grande gara ma purtroppo è stato espulso, e pesa questo anche nella valutazione. La sua prova era stata fatta da 40 palloni giocati, 24 andati a buon fine, 5 recuperi palla senza perderne alcuno, purtroppo il voto lo abbassiamo per il doppio giallo, 6 per Pellegrini, l'esuberanza in tutto e per tutto. Ionizza non è stata una grandissima partita per lui, 30 palloni giocati, 21 andati a buon fine, un pallone perso, uno recuperato, tutto in grande equilibrio, 6 per il maratoneta Ionizza. 7 invece per Cigarini, altra grande partita per Cigarini, 53 palloni giocati, 35 andati a buon fine, l'assist per il gol di Pavoletti, anche 2 palloni recuperati senza perderne alcuno, anche lui prova pulita, 7 per Cigarini, il cioccolataio, visto che poi Pavoletti lo ha ringraziato del cioccolatino che gli ha servito in occasione del gol. Paolo Pancrazio Faragò, altra partita di quantità per il pendolo, così lo abbiamo battezzato, 42 palloni giocati, 18 andati a buon fine, 4 palle perse, 4 recuperate, però la sufficienza c'era anche lui. Come ce l'ha Barella, malgrado il doppio giallo, 62 palloni giocati, 38 andati a buon fine, sempre imprevedibile, continua a perdere troppi palloni, 8 nella gara di ieri, ne ha recuperato 3 ma si batte per andare a destra e a sinistra, è in grado in qualsiasi momento di far maturare la sua tempesta o a danno degli avversari. Ieri purtroppo tempesta che lo ha portato a prendere 2 gialli e quindi a lasciare il primo campo, non ci sarà con il Frosinone. Joao Pedro non tocca tantissimi palloni ma ne ha toccato 2, uno di testa e un altro piazzato che ha impegnato il portiere Sirigu, dove dimostra di esserci sempre, la spina lo abbiamo chiamato, il voto per Joao Pedro è 6.
Pavoletti, altro gol, altra partita importante per lui, 36 palloni giocati, 19 andati a buon fine, 2 recuperi palla, 4 palloni persi, soprattutto il gol, la testa d'oro, 7 il voto per Pavoletti. C'è rientrato nel secondo tempo e continua a tentare di trovare la sua forma migliore, 12 palloni giocati, 8 andati a buon fine, 2 recuperi palla, si è impegnato tantissimo, 6 il voto per Cerri, il perseverante. Birsa 6,5, 24 minuti di grande qualità, 10 palloni giocati, 8 andati a buon fine, un recupero palla, anche un'occasione da gol con un bel tiro di sinistro, 6,5 per Birsa, la classe, senza voto Lico Yannis. Riassumiamo: Maran 6,5, lo stratega, Cragno 7, la cassaforte, Padoin 6, la certezza, Pisacane 6,5, il guardiano, Clavan 7, l'ambasciatore, Pellegrini 6, l'esuberanza, Ionizza 6, il maratoneta, Cigarini 7, il cioccolattaio, Faragò 6, il pendolo, Barella 6, la tempesta, Joao Pedro 6, la spina, Pavoletti 7, la testa d'oro, Cerri 6, il perseverante, Birsa 6,5, la classe e Lico Yannis senza voto.